Produzione superiore al pre-pandemia come le entrate contributive e le aziende in attività, cassa integrazione e fissi in calo. Gli elementi principali del rendiconto sociale 2021 dell'INPS Veneto dimostrano come il 2021 sia stato l'anno della ripartenza nella nostra regione più che nel resto d'Italia. Quindi un Veneto che nel 2021 è ripartito anche abbastanza forte. Naturalmente sappiamo bene che questa fotografia, anche se scattata pochi mesi fa, quindi con un periodo che si è chiuso pochi mesi fa, come dire, il quadro si è improvvisamente poi offuscato per effetto delle nuove criticità che sono insorte, il tema innanzitutto purtroppo del conflitto e il tema poi della scarsità nell'approvvigionamento di alcune materie prime e il tema poi dell'inflazione. Sul fronte delle pensioni si conferma un lieve costante incremento, oltre 1.663.000 pensioni liquidate, ma uno scarso appeal di quota 100 con solo 11.240 prestazioni con questo accesso agevolato. Significativo anche il dato relativo al reddito di cittadinanza, che smentisce la Vox Populi di provvedimento responsabile della difficoltà di reperire manodopera da parte delle aziende. Le domande sono in calo, 37.513 rispetto alle oltre 61.000 dell'anno precedente. A fronte di una popolazione che rappresenta il 10% di quella nazionale, il reddito di cittadinanza in Veneto è chiesto da una percentuale molto più bassa. Nel 2019 si era partiti da un 3,8% del totale nazionale, in questo momento nel 2021 è stato chiesto nel 3,2% dei casi, ma posso aggiungere che nei primi mesi del 2022 questa percentuale è scesa ulteriormente. Adesso siamo attorno al 2,8%. La spiegazione che ci siamo dati è che probabilmente nel tempo, anche per effetto di controlli che si sono percepiti come essere molto più stringenti di quanto probabilmente qualcuno poteva pensare, le persone che chiedono il reddito di cittadinanza progressivamente e sicuramente in Veneto sono persone che hanno effettivamente i requisiti per poterlo chiedere. Nel 2021 sono state oltre 3.000 le revoche del reddito e oltre 10.000 i nuclei familiari decaduti dal diritto.